In Galles, dove sono nata io, c'è una comunità gigantesca italiana. Mio papà è nato in Italia, però è vissuto in Galles e poi ha conosciuto la mia mamma, anche lei italiana, ma l'ha conosciuta nella comunità gallese e così noi siamo nati, io e le mie sorelle siamo nati in Galles, ma parlando italiano. Quindi ci sentiamo proprio italiani nel cuore, però anche gallesi, perché la mia nonna ha sempre detto che possiamo scegliere il migliore del Galles e dell'Italia e lo mettiamo tutto insieme e per quello è una cosa molto speciale. In Galles è un popolo che è sempre accogliente, se incontri qualsiasi persona ti vogliono parlare, ti salutano, non importa chi sei, i gallesi sono sempre contenti di accogliere tutti nel mondo e questi valori sono molto simili agli italiani. Secondo me è per questo motivo che gli italiani si sono trovati molto bene e molto a casa in Galles. Galles per me è un posto molto speciale perché offre un sacco di cose per persone che magari vogliono venire a visitare. Castelli, paesi, ma soprattutto le spiagge. Abbiamo delle spiagge favolose. Galles offre tante cose, città, paesi, movimento, però ci sono anche posti che per me stanno nel cuore, dove puoi esplorare, andare solo e trovare magari un piccolo segreto che nessun altro l'ha mai trovato.